Ciao bellissimi! Come ho accennato giovedì, oggi avrei continuato la serie di video sulle creature leggendarie in Friuli Venezia Giulia, ma nel caso che ve lo foste persi, non lo so, magari vi siete slogati una caviglia o il cavallo vi è scappato, vi ripeto quello che ho detto molto brevemente giovedì, e cioè che sono a casa malato col coronavirus. Come vedete sto abbastanza bene, comunque non vi preoccupate, però questo mi impedisce di continuare la serie di piccoli viaggi che avevo iniziato. Per questo motivo ho iniziato una serie sulle creature leggendarie in Friuli. E oggi, come già anticipato, vi parlerò del Macchiarot. Ma che cos'è il Macchiarot? Allora, visto che siamo in periodo natalizio, possiamo vedere il Macchiarot un po' come Babbo Natale. Solo che, differentemente da Babbo Natale, questo essere è alto 80 cm, quindi piccolino, come un bambino appena nato. Ha la faccia da ragazzino, con degli occhi scuri, molto liquidi e un sorriso furbetto. È magrolino, non è cicciottello come Babbo Natale, e i suoi vestiti sono completamente rossi, non ha quelle strisce bianche che invece ha Babbo Natale. Inoltre non porta regali, ma fa scherzi, e ha un bel bastone con cui colpisce le piante. Adesso vi spiego bene. Come il Kelkyut, di cui abbiamo parlato domenica scorsa, e se non avete visto il video non vi preoccupate, vi lascio il link qui da qualche parte, come il Kelkyut anche il Macchiarot fa parte della grande famiglia degli Sbilf, quindi dei folletti friulani. E come tutti gli Sbilf si diverte a fare dispetti. Però, a differenza dal Kelkyut, che è un po' più cattivello, il Macchiarot fa scherzi molto più innocenti. E come tutti gli altri Sbilf li preannuncia con un sibilo e alla fine se ne va con una risata stridula alle spalle del malcapitato. Ma quali sono gli scherzi che caratterizzano di più il Macchiarot? Allora, si racconta che il suo scherzo preferito sia quello di entrare di notte nelle stalle dei contadini, legare le code dei cavalli, rovesciare i secchi di latte, far scappare il bestiame e svegliare la gente che di notte sta dormendo urlando che è già mattino e che è ora di andare a lavorare. Come vedete sono tutti scherzi legati al mondo contadino, anche perché è questo l'ambito in cui queste leggende sono nate, ed è l'ambito rurale in cui è più probabile vedere queste creature che sono legate alla natura. Un altro scherzo molto classico è quello di far perdere l'orientamento alle persone che entrano nel bosco di notte. Si racconta che se entrate nel bosco e sentite un suono, come un picchio, come qualcosa che colpisce gli alberi, i tronchi, non dovete assolutamente seguire quel suono, perché è molto probabilmente un Macchiarot. Il Macchiarot si dice che vada in giro per il bosco con un bastone, una mazza, una bacchetta di legno, con la quale colpisce gli alberi, colpisce le piante, per risvegliarle. È una sorta di rituale della fertilità, è classico soprattutto in primavera, però può capitare durante tutto l'anno. Il problema è che se lo seguite, se seguite quel suono, finireste col pestare l'orma di un Macchiarot. E questo vi farebbe perdere completamente l'orientamento e si dice che vaghereste per il bosco per tutta la notte fino all'alba, sentendo le risatine del Macchiarot in lontananza che si fa beffe di voi. E questa caratteristica in realtà è riportata anche nelle storie che parlano dell'Orcul, di cui parleremo molto probabilmente domenica prossima. Per questo motivo Macchiarot e Orcul vengono collegati. Ci sono altre similitudini, infatti c'è chi dice che il Macchiarot si possa trasformare in Orcul e viceversa. Ma magari lo vediamo con calma, appunto, quando parliamo dell'Orcul. Questo è il secondo scherzo più caratteristico del Macchiarot. Poi ce n'è un terzo, che come il risvegliare la natura e il battere sui tronchi è legato alla fertilità. Lui si trasforma in un gomitolo di lana rosso, si appoggia in mezzo al sentiero e aspetta che una donna passi, lo raccolga. Una volta cosa si faceva? Lo mettevano nel seno o in grembo e lo portavano a casa. Quindi a quel punto lui si ritrasformava, palpeggiava la donna allegramente e scappava via ridendo. Questa è un'altra cosa molto buffa e uno scherzo molto classico del Macchiarot.
Poi in realtà ce n'è molti altri, perché ci sono diverse varianti di Macchiarot. Già la canzone che state sentendo si chiama Mazzarot, che è una canzone del coro Vos di Mont di Marco Mairo. Per quale motivo? Perché semplicemente in Friuli, in diverse zone, cambiano, diciamo, le caratteristiche, si creano storie leggermente diverse, ci sono influenze diverse e quindi vengono un po' modificati, però sono bene o male le stesse figure. Ad esempio, a Gemona il Macchiarot viene chiamato Pamarindo, ha un cappellino e delle scarpette di rame, si mette in mezzo alla strada, si allarga e non vi fa passare. Oppure nelle valli del Natisone, dove c'è una forte influenza slovena, tutti gli sbilf in realtà si chiamano Skrat. Ma dopo vi leggo un pezzo, perché devo ringraziare anche qua Gabriele, che è un mio carissimo amico che abita nelle valli del Natisone ed è un appassionato. Mi ha mandato delle pagine di un libro che possiede e voglio leggervi una storia su uno di questi Skrat, che rappresenta appunto il Macchiarot di cui vi sto parlando. Ma in ogni caso tutte queste figure, con nomi diversi e caratteristiche leggermente diversi, sono tutte legate alla fertilità della terra. Quindi il Macchiarot in generale è un simbolo della rinascita della natura. C'è chi lo collega al dio celtico Sucellus, che con una piccola mazza, come il Macchiarot, colpiva il terreno per renderlo fertile. Adesso, prima di leggervi questo piccolo racconto, voglio ringraziarvi per aver guardato il video, spero vi sia piaciuto. Se è così lasciate il like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e condividetelo con i vostri amici, soprattutto quelli friulani che non conoscono o che magari vogliono ricordarsi di queste storie o che potrebbero addirittura commentare il video con informazioni aggiuntive che arricchirebbe soltanto il contenuto. Bene, adesso vi saluto in anticipo, vi leggo la storia e vi auguro una buona domenica. Ciao belli! Dicevano che c'erano gli scrati, che lo scrat veniva a fare dispetti. Dicevano che era rosso e piccolo. Una volta chiesi a mio nonno che cos'è uno scrat. Tacque per un po' e poi mi disse: sai che cos'è lo scrat? Ci sono delle persone che uccidono i bambini e li gettano nel torrente. Quei bambini diventano scrati e si arrampicano sugli alberi. Dissi allora: nonno, dove si trova quell'albero? Bambina mia, tu non puoi andare là, disse. È a Stabutin. Chiamavano quel posto Stabutin perché lì c'era una cascata che, scendendo da una roccia, si getta nel fiume, che arriva dall'Uico. A Stabutin, raccontava, salta da un albero all'altro, sugli alberi che crescono sul dirupo. Stabutin è un luogo dove avevamo un bosco ed era pericoloso. Non volevano che andassimo giù da soli, per questo, quando domandavamo degli scrati, ci dicevano che vivevano a Stabutin, perché i bambini non dovevano andarci. Questa è un po' triste come storia perché spiega la nascita degli scrati e del Macchiarot in una maniera un po' inquietante. Però fa capire qual era anche lo scopo di queste leggende, quindi quello di insegnare qualcosa ai bambini e creare dei paletti, quindi impedirgli magari di andare da qualche parte o a entrare nel bosco di notte. Detto questo vi saluto di nuovo, ciao belli!